Scintilla nell'acqua attraversata dal primo sole di fine giugno la barca de San Piero. Pur immersa, sembra navigare con quella vela aperta al vento. Buon auspicio per il resto dell'anno e non solo. Questa tradizione della barca di San Piero, che cos'è? È una tradizione che veniva fatta dalla notte dei tempi per vedere le previsioni del tempo. Un rito della nostra ruralità, quando la fame e la miseria, o al contrario la festa, la tavola imbandita e magari qualche capo in più in stalla, venivano decisi dal raccolto di frumento e a seguire del mais, fino alla vendemmia e al vino. Ecco perché anche dalle vele di un simbolo si cercava l'auspicio. La tradizione vuol che a notte tra il 28 e il 29 giugno si facesse a barca di San Piero. Si ciappava un vaso pieno di acqua, si buttava dentro la ciara di un uovo e come per magia saltava fuori una barca a via. A seconda di come che veniva fuori, il lesia il pronostico. Se aveva tanti alberi e vee, verte, bei giornai. Se invece si vedeva poche vee, piova. Del resto San Piero è tra gli apostoli forse quello in cui la civiltà contadina si identificava maggiormente, con quel suo essere a volte brusco e impulsivo, poi anche falso e peccatore, ricordato ad ogni canto del gallo, ma anche il più importante per via delle chiavi e come fondatore della Chiesa. Piero era un pescatore e fin dal Medioevo il culto del santo gli era diffuso tra i marinai. Va da sé che qui arrivò dalla nascente Venezia attraverso il Sile, il Piavone e il Livenza, e con lui anche la terribile madre, a cui ancora oggi la tradizione associa i forti temporali estivi e le tempeste come rappresaglia di una donna finita all'inferno che ha il figlio in paradiso. Ma San Piero è anche una festa per i più piccoli, perché quando le sagre erano semplicemente il ritrovarsi tra famiglie sulla stessa aia, i dolcetti arrivavano esclusivamente dalla natura. Dopo a metà di giugno che era anche i peretti di San Piero, piccoli, grossi come nannosa, sai e dolci. Piccole pennellate di tradizione che ci riportano alle nostre radici contadine, fatte di cose semplici con un pizzico di mistero, come il bianco albume che si trasforma in una notte d'estate in mezzo alla rugiada del sole nascente nella scintillante barca del San Piero.